E invece, solo un anno e nel frattempo sono usciti altri due film, o meglio, Sempre più bello uscirà a San Valentino del 2022, ma nel frattempo lo state presentando qui ad Alice. E io vorrei partire con te, Ludovica, perché sei dall'inizio parte di questo progetto. In un anno la tua vita è stata rivoluzionata da questa trilogia. Guarda, me ne sono resa conto proprio oggi, 22, che esattamente un anno fa ero per la mia prima volta al cinema. Sono successe tantissime cose, io sono partita con la mia prima esperienza e sono molto legata ovviamente a questa trilogia perché è stato il mio esordio e perché il mio personaggio mi ha lasciato tantissimo anche a livello personale. Quindi essere qui a presentare il terzo film oggi è qualcosa di assolutamente meraviglioso e anche di inaspettato, insomma. Non sapevo che ci sarebbe stato un seguito dopo il primo e girarne due addirittura è stupendo. E questo è un capitolo sulla maturità, i vostri personaggi devono affrontare forse la sfida più difficile, quella di capire che non sono più dei ragazzi, ma che devono affrontare dei problemi e delle situazioni da adulti. Quanto questo lavoro vi ha fatto crescere? Perché voi avete iniziato giovanissimi, sì. però comunque siete dei professionisti, no? E immagino che anche umanamente questo lavoro, questa esperienza vi abbia fatto crescere. Tantissimo, tantissimo sotto ogni punto di vista, dal conoscere i personaggi, parlo insomma per me ne ho affrontati parecchi e ognuno mi ha lasciato qualcosa che mi ha anche aiutato nella mia vita personale e poi è un lavoro che per le dinamiche che ha devi essere veramente pronto a qualsiasi cosa e al senso del sacrificio. Questa è una cosa che la mia famiglia mi ha sempre un po' cercato di lasciare, no? Che bisogna fare i sacrifici per ottenere le cose, non è tutto scontato. A maggior ragione questo lavoro te lo insegna, che nulla è scontato e bisogna lottare, bisogna insistere, bisogna sempre andare avanti a testa alta e devi avere tanto coraggio per farlo. Voi avete girato Ancora più bello e Sempre più bello praticamente parallelamente, una bolla a Torino durante il lockdown. Di questi due film c'è una scena alla quale siete particolarmente legati? Beh, ce n'è più di una per quanto mi riguarda. Con Ludo in particolare ce ne sono tantissime, però dato che stiamo parlando di Sempre più bello, c'è una scena che ancora insomma ovviamente non avete visto, che è una scena dove mi vede con la nonna ed è una scena molto delicata e io ricordo il lavoro fatto con il mio collega dove noi ci siamo seduti, non ci siamo detti nulla, ci siamo solo guardati negli occhi per 40 minuti prima di iniziare a dirci le battute, prima che ci dessero l'azione e l'atmosfera, il clima che si era creato era pura poesia, cioè è stata una giornata di lavoro meravigliosa e quella scena me la porto dentro perché a volte sai, noi ci diciamo spesso tante cose per come fare quello, come ci organizziamo, invece lì è bastato solo uno sguardo e io non l'ho ancora visto, il film non ho visto quella scena ancora, quindi non so come è venuta, però penso che sia stata una delle scene più belle che abbia mai fatto. La mia scena più forte credo che sia stata una scena finale del film, cioè diciamo nella sezione finale film con i miei due migliori amici, Joseph e Gaia, Federica e Jacopo. L'atmosfera che c'era in quel momento, ci stavamo salutando i nostri personaggi, è stata anche l'ultima scena che abbiamo girato insieme e il loro ultimo giorno di riprese. C'è stato qualcosa in quel momento che pian piano mi ha fatto anche metabolizzare il fatto che stessi finendo questa trilogia e quindi quel momento me lo porto nel cuore e inevitabilmente la scena è legata a Sempre più bello e la trilogia in generale sono dei film legati a un mondo teen. In realtà è una trilogia che è rivolta a un pubblico che spazia veramente dai 0 ai 90 anni, però ovviamente c'è un'attenzione al mondo degli adolescenti, dei teen. Sì. E volevo sapere però quali erano i film, le serie televisive con le quali siete cresciuti voi, quelli che vi hanno formato, che anche tu ad esempio con Scam fai parte un po' dell'immaginario della nuova generazione. Sì.
Beh, sì, ce ne sono. Oddio, in realtà adesso in questo momento mi cogli proprio. Io sono cresciuta con High School Musical, ok? Cioè, proprio... Se penso proprio alla mia infanzia, quando ero piccina, io cantavo e mi struggevo con tutte quelle situazioni che accadevano in quelle scene, quindi assolutamente proprio sono i film della mia infanzia. Vabbè, sì, io ti posso dire Friends Oddio, o che Dawson serie- Creek c'era sì. pure, no? Però poi ce ne sono state altre, forse in età un po' anche più grandi, tipo anche Big Bang Theory, mi piace molto, How I Met Your Mother. Vi faccio un'ultima domanda perché questo film ovviamente ha una conclusione, ma voi avete un'immagine di dove sono adesso i vostri personaggi? Lo dici tu o lo dico io? Vai, dillo tu. Secondo me per adesso loro stanno ancora tranquillamente e serenamente vivendo la loro storia insieme, nella loro casetta, lui che sta crescendo sempre di più professionalmente e forse chissà, magari sta pensando di ritornare al suo vecchio lavoro. Secondo me si stanno proprio godendo la vita, Sì. cioè è proprio il finale perfetto. Grazie mille per il vostro tempo. A te. Grazie. Grazie.